volta che arrivava l'inverno io non vedevo l'ora che venisse sera per andare con mio papà a far sul maiale, nonostante si finisse a un'ora tarda e io al mattino presto dovevo alzarmi per andare a scuola. Però ero talmente preso da questa voglia, da questa emozione che veniva tutto superato. Mio papà è stato molto importante per questa mia professione. Abbiamo creato l'azienda assieme e tuttora è qui con me che lavora e per lui è un motivo di vita questo. Ancora adesso mi dà dei suggerimenti che io li considero sempre sacri. Il lardo secondo me è sempre stato uno dei tagli più buoni del maiale e lo è tuttora. E quindi abbiamo dato questa forma nuova al lardo, insaporendolo facendo una certa lavorazione, una stagionatura lunghissima e il prodotto è diventato eccezionale. Il lardo una volta era il companatico principale delle famiglie, tant'è vero che quando si ammazzava il maiale la prima cosa che si guardava era quanto spessore di lardo c'era. Se c'era poco lardo era una disgrazia perché il maiale non era grasso a sufficienza. E quindi questo lardo veniva consumato fino all'ultimo grammo per fare companatico con tanta polenta. Io ho voluto ridare nobiltà al lardo, che per un lungo periodo è stato bistrattato e ha perso il valore culturale e gastronomico che ha sempre avuto. Chi viene qua e lo assaggia sente le sensazioni che provo io quando faccio questo prodotto, i vecchi ricordi che ho da bambino quando andavamo a far sul maiale, e vorrei che ogni persona che assaggia il lardo con me provasse le mie stesse emozioni.